Cittadine e concittadini di Udine, un cordiale saluto da Fogolar Politica Europa Aquileiensis per una riflessione su questa fine mandato della nostra amministrazione comunale che ora il 15 febbraio si è presentata in Sala IACE per fare il punto un po' sul programma svolto. Per esempio in tema di sicurezza ci si è vantati di questo posto fisso di polizia municipale nel Borgo Stazione, però un posto fisso di polizia municipale che la sera è chiuso e quindi insomma quanti dubbi sulla sua effettiva utilità per il quartiere. Poi il sindaco Fontanini si è vantato in particolare di aver piantumato tanti alberi. Va bene, insomma, d'accordo. Questi nostri amministratori poi si vantano, in genere si sono vantati, continuano a vantarsi della loro politica del fare. Ecco, politica del fare. Politica del braccio. Però, insomma, il braccio andrebbe certamente collegato non solo al cervello, ma anche al sentimento, a un ideale di città che vadano oltre il marciapiede, la mattonella, la fontanella, la rotonda, il boschetto, insomma, politica del fare che tra l'altro, oltre ad essere molto applaudita, deriva da un forte finanziamento a monte, perché purtroppo grazie al Covid, noi viviamo una contingenza che è una contingenza di vacche grasse. Non siamo nel periodo della spending review, ma nel periodo del recovery fund, con la bocchia speech che si fa bene sempre in inglese. Nessun vanto mena invece l'amministrazione sui temi dell'identità, della coesione sociale, della partecipazione, non ne parliamo della partecipazione. Su questi temi, se il comune si è mosso e non se ne vanta, è forse perché non ci credeva. Ecco, in effetti l'identità civica per questo comune è stata un'estemporaneità, una casualità. Nemmeno l'assessore all'istruzione Marioni risulta dalla stampa, tra l'altro, aver annoverato tra le sue medaglie la didattica civica rivolta alle giovani generazioni, connessa al tema del patrono laico della città, il patriarca Bertrando, padre leggendario della partecipazione popolare cittadina. Si è parlato di mense, ancora mense, basta. In effetti il tema della partecipazione, ma insomma della stessa democrazia, diremmo, questa amministrazione affondato, l'ha affondato in una maniera incredibile, ma insomma varando tra l'altro la più antidemocratica riforma dei quartieri della storia cittadina. Non si sono, in 800 anni di vicenda urbana, quest'anno, ma non si sono mai visti consigli rionali interamente nominati dal primo cittadino, dal capo dell'amministrazione. Non si sono mai visti, una cosa inaudita, un affronto alla civiltà democratica udinese che però, diciamo, si è dimostrata ben poco, nella concretezza, ben poco reattiva. Le opposizioni di sinistra e non certamente non hanno fatto le barricate di fronte a questo abominio culturale innanzitutto, ma si sono acconciate alla fine ad accettarlo e in larga parte a contribuire a gestirlo. In tema di identità e di comunità udinese, l'amministrazione nulla ha fatto convintamente, nulla ha fatto coerentemente, infatti nulla rivendica di aver fatto in quel campo. Contento così, il nostro bravo sindaco Fontanini ha piantato alberi. Ecco dunque il vanto di chi nulla ha capito delle esigenze di una Udine che non esiste più come popolo, ma solamente come happy hour,
quando va bene. Il punto qual è però? Udine chiede altro. Il cittadino udinese chiede altro rispetto a questo. Sa guardare oltre i marciapiedi e i boschetti di Fontanini, vede qualcosa. Il punto è che Fontanini, con la sua foraggiata politica del fare, una politica del fare veramente molto da provincia, molto provinciale, e chissà, forse sta incarnando una certa Udine, una Udine sempliciona, sempre più trabordante, che potrebbe alla fine riportarlo al sommo seggio di Palazzo d'Aronco. Alla fine quindi sarà rieletto? Sarà rieletto alla faccia di chi ancora crede in certe priorità e prima ancora di pensare ad una falsa, inconsistente capitale del Friuli, vorrebbe una città affiatata, inclusiva. Inclusiva perché radicata, partecipata, e partecipata perché coesa, orgogliosa, unita, forte. Fontanini non capisce queste cose. Forse Fontanini non capisce queste cose. Ride, sbeffeggia chi ancora si attarda su questi temi. Sì, forse siamo indietro. Siamo indietro noi. Siamo indietro noi che diciamo queste cose. O forse siamo troppo avanti per farci ascoltare, per farci rispettare. Siamo troppo avanti, troppo profeti, troppo visionari, forse non solo per Fontanini, ma per la stragrande maggioranza degli udinesi ai quali di essere o di non essere comunità non interessa. Non è argomento, non è il problema. Oggi c'è un egoistico Di Bessoi imperante, un Di Bessoi individuale, superbo, personalistico, in cui il prossimo, il concittadino, non esiste oltre il proprio interesse, non esiste una rottura, un intralcio. Non serve reinventare una comunità udinese, non serve, bastano le piazze piene di gente sola. Bastano le piazze piene, i bar pieni di gente sola che non può contare sul proprio prossimo. Una cozzaglia con tutto il rispetto, una cozzaglia debole, comprabile, soggiogabile, divisa. Non uno per tutti, tutti per uno, come i moschettieri, sembra una battuta, ma pensiamoci su. Non la Siena delle contrade, il Sud Tirolo degli Schützen. Quelle sono comunità irriducibili, comunità di oggi aperte al mondo. Inoltre, aperte al mondo, ricche, comunità ricche ed affiatate. Una Udine persa, parvenza, ma con i marciapiedi, i boschi, le mostre di questa amministrazione. Però una Udine dei marciapiedi, dei boschi e delle mostre non fa comunità. Bevingo un tai parzore, insomma, e mettiamoci una pietra sopra? Esclamazione o punto di domanda? Ne riparleremo, care concittadine e cari concittadini. Maman.